Cronache Trevigiane, un programma in collaborazione con Un'Industria Treviso, Casatella Trevigiana DOP, provincia di Treviso. Z Group, Communication by Image. Comincia una nuova puntata di Cronache Trevigiane, una nuova avventura. Siamo andati a Paese e Ponzano Veneto e abbiamo scoperto delle realtà straordinarie legate alla nostra agricoltura. Questo perché proprio i comuni di Paese e Ponzano Veneto stanno preparando delle manifestazioni, dei momenti di grande valorizzazione dei rispettivi settori primari. Quindi rimanete con noi, ci vediamo a questo servizio di Cronache Trevigiane e poi tra poco con nuovi saperi e sapori della marca trevigiana. I numeri del distretto Veneto lattiero-caseario sono importanti. Più di 300 soggetti aderenti tra imprese del settore ed enti, 4.300.000 euro previsti per attività di ricerca, sviluppo e innovazione. Sentiamo il presidente del distretto, l'ingegner Domenico Dalbò, illustrare i principali obiettivi per i prossimi 3 anni. Regolamentare la filiera. Noi abbiamo il primo anello della filiera, che è quello delle aziende agricole, che è quello della produzione del latte, il secondo anello che è quello della produzione dei prodotti e il terzo anello è quello della distribuzione. Ecco, nei prossimi 3 anni cerchiamo di fare dei progetti che siano validi per tutta la filiera. Ente coordinatore e capofila del distretto è Aprolav. Analizziamo la situazione economica del comparto con il presidente Terenzio Borga. Di fronte a una netta ripresa per quello che riguarda le 2 produzioni principali per il comparto lattiero-caseario nazionale, cioè il grana padano e il parmigiano reggiano, abbiamo una contrazione sui formaggi molli. I formaggi molli che nel nostro territorio hanno sempre portato una redditività alla trasformazione e a cascata anche alla parte produttiva. Noi speriamo che sia una cosa così passeggera, perché effettivamente questa pesantezza di mercato sta continuando a dare i soliti problemi alle nostre aziende agricole. Ed ora una riflessione dell'assessore regionale all'economia Vendemiano Sartor. Dobbiamo cercare di organizzare meglio l'offerta attraverso un sistema che sia meglio coordinato e che abbia un po' di peso contrattuale in più nei confronti della domanda, altrimenti noi corriamo il rischio di interrompere la filiera. Ospite d'eccezione l'onorevole Dino De Poli. Il presidente di Fondazione Cassamarca conferma il suo impegno a sostegno del settore in questa intervista. Noi forniamo la prospettiva di costituire una scuola di alta formazione latteo-casearia in provincia di Treviso, Cavaso del Tomba, dove abbiamo acquistato una proprietà appositamente per creare questo centro convegni, questo centro di formazione latteo-casearia di alto valore. In più abbiamo, attraverso le nostre proprietà della Catron, 1100 ettari tutti compatti, possibilità di ulteriore sviluppo e di espansione del settore. Quando l'innovazione diventa sostenibile, nasce la Green Economy, la nuova filosofia del produrre abbracciata dai giovani imprenditori di Un'Industria Treviso. L'innovazione deve avere delle nuove strategie per rendere i prodotti comunque compatibili, sostenibili, questo per rispettare l'ambiente, per utilizzare meglio le risorse, per ridurre gli sprechi, e questo sicuramente sarà una cosa che verrà premiata dal mercato e dai consumatori, che sono sempre più orientati a scegliere i prodotti che rispettino queste regole. Si parla già di una terza rivoluzione industriale, dove cambiano la percezione del sistema produttivo e quella del prodotto. Io credo che si possa lavorare su una certificazione di qualità dal punto di vista ambientale, ma anche dal punto di vista sociale, perciò della qualità del lavoro, del riconoscimento dei diritti. Il contenuto ambientale e sociale di un prodotto può diventare un marchio. In Italia sono già presenti aziende che si sono convertite alla filosofia green, ma per operare un vero cambiamento è fondamentale il ruolo delle istituzioni a supporto di questa conversione delle realtà produttive, in particolare di quelle più piccole. In Francia, in Germania, negli Stati Uniti, anche in Cina, i governi hanno molto aiutato la trasformazione con quelli che vengono chiamati recovery packages, i pacchetti per la ripresa,
molti dei quali destinati a nuove modalità green, nuove modalità verdi di produzione. Noi in Italia dobbiamo sicuramente fare un salto in questa direzione, ci poniamo l'obiettivo, partendo qui da Treviso, per sensibilizzare non solo le imprese ma anche i governi e le istituzioni locali. Rientriamo in questo studio ideale dedicato al territorio, dedicato all'agricoltura che tuttora si sa esprimere a livelli di eccellenza. Siamo a Paese, incontriamo il sindaco. Allora sindaco, buona giornata, grazie per averci accompagnato. In questo caso siamo a Castagnole di Paese, in questa azienda agricola zootecnica che ci stupisce perché il territorio davvero parla da solo, sindaco. Sì, molto probabilmente stupisce chi non è a conoscenza della vera realtà del territorio. Siamo qui della famiglia Disegna, è una realtà importante della nostra agricoltura. Ci sono allevamenti di mucche da carne e allevamenti di mucche da latte. È una realtà importante del territorio che noi vogliamo valorizzare attraverso delle manifestazioni che abbiamo in mente di realizzare nel territorio del Comune di Paese. Lo dico io, non mancate l'appuntamento a Paese con Paese tra i fiori e i sapori. Si comincia il 29 aprile, poi ci sarà il 30 aprile con un talk show tutto particolare con Moreno Morello e ancora il primo maggio e il 2 maggio con tante cose da vedere. Questo grazie anche alla collaborazione di una progettualità che viene da lontano. Certo, allora noi avevamo una manifestazione importante, è tuttora una manifestazione importante, ma vogliamo valorizzarla ulteriormente. Assieme alla Proloco abbiamo deciso di incrementare l'attività della manifestazione tra i fiori e i sapori e abbiamo coinvolto un progetto che viene dal Ministero delle Politiche Agricole. Con questo progetto noi intendiamo valorizzare la realtà del Comune di Paese sotto l'aspetto agricolo, quale? La produzione della carne. Ci sono degli allevatori importanti, credo che siano tra i primi della provincia di Treviso e quindi intendiamo proprio dare spunto a tutta la cittadinanza per conoscere anche questa attività che è giusto che venga messa a conoscenza di tutti e anche valorizzata sotto l'aspetto poi economico e commerciale. Poi è straordinaria, sindaco, questa cosa, che questa azienda, ad esempio la carne che produce poi viene data ai macellai della zona, quindi poi consumata dalle famiglie di Paese, ma addirittura il latte che dà la cooperativa Sant'Andrea diciamo, viene usato per quei formaggi straordinari con il 60% mi dicono di latte proprio di Paese. Di Paese, esatto, esatto. Sono tutte notizie che sembrano strane per chi non conosce questo tipo di realtà, ma che effettivamente è una situazione importante da valorizzare perché appunto la carne prodotta in loco, quindi con prodotti sicuri, con una produzione locale è sicuramente una garanzia di qualità e di sicurezza per il consumatore. Sindaco, io la ringrazio, da qui l'attenzione quindi dell'amministrazione comunale di Paese al settore primario. Tra poco ascolteremo anche il produttore, incontreremo l'assessore Carraro. A tra poco.